Amiche e amici di Telepace, un caro saluto, un ben ritrovato a tutti voi e un benvenuto anche a questo nuovo ciclo di Missione Mondo che comincia questa sera con degli ospiti particolari che ci parleranno di un'esperienza che insieme abbiamo vissuto. Siamo insieme a Don Claudio Arata, a Flavia Momi e ad Attilio Momi. Insieme ad altri ragazzi e a un altro sacerdote abbiamo vissuto un periodo della nostra missione di Cuba, la missione diocesana a Cuba. Come ricordate, una promessa mantenuta, fatta l'anno scorso al nostro vescovo, che con grande desiderio ci ha invitato a far vivere l'esperienza della missione di Cuba a più persone possibile. Ed è stato un viaggio che abbiamo fatto, abbiamo raggiunto Claudio che ci ha aspettato nella nostra missione. Allora, così per soltanto ricordare un po', possiamo vedere le prime 3 foto, Claudio, che sono relative a Cuba, alla nazione di Cuba, all'isola di Cuba, e anche la foto che riguarda l'estensione della diocesi di Santa Clara e poi delle parrocchie di Santo Domingo e di Manacas che ci sono affidate. Sì, Allora Claudio, subito potresti... Che ormai sono esperto della geografia dell'isola cubana. La nostra diocesi, che è la diocesi di Santa Clara, comprende 2 province civili, la provincia di Villa Clara e la provincia di Santo Spirito, e la diocesi si trova quasi proprio nel centro, nel cuore di Cuba, nel centro occidente. E noi missionari poi facciamo servizio in un municipio chiamato Santo Domingo, con 2 parrocchie, la parrocchia di Santo Domingo e la parrocchia di Manacas. Siamo proprio nel cuore di Cuba, è un territorio di campagna, di campo, un territorio con tanti campi di canna da zucchero, quindi un territorio con molti contadini che si occupano della terra. E la missione è nelle loro comunità che sono povere, sono comunità di campo, come diciamo, certo, comunità più grandi, Manacas, Mordaso e Cascal, e poi comunità più piccole, sperdute in mezzo ai campi di canna da zucchero. Tante comunità poi sperdute in mezzo ai campi, sono tante davvero le comunità a cui noi arriviamo, alcune più vicine alla strada, altre più isolate. Nella cartina che abbiamo visto, che riguarda il comune di Santo Domingo, praticamente la parrocchia che è affidata a Claudio, la parrocchia di Manacas, si estende diciamo da Washington e arriva fino a Cascal. La vedete lungo la carretera centrale, che è una via di comunicazione molto importante. Molto importante, si è costruita ormai quasi 100 anni fa, non più tanto aggiustata, infatti bisogna fare attenzioni perché ormai le buche stanno aumentando, però sì, è la carretera che fa comunicare l'occidente di Cuba con l'oriente, diciamo più o meno da La Habana, sì, dalla capitale, fino a Santiago di Cuba in oriente. Abbiamo vissuto un incontro e qui Claudio non c'era perché era impegnato nelle varie comunità, abbiamo vissuto l'incontro con il vescovo Arturo, e lo abbiamo vissuto in particolare con Don Francesco, che vedrete e conoscerete nella prossima puntata, e anche con Flavia e Attilio, che sono fratello e sorella. Questo è il viaggio fatto insieme in uno dei mezzi tipici, no? Che si possono affittare, e questa è il santuario del Buen Viaje. Non so se forse Flavia può dirci qualcosa, perché Flavia lì in questo luogo di preghiera ha letto qualcosa che poi alla luce dell'incontro con il vescovo è risultato un messaggio, come, no? Sì, lì nella foto si può vedere che c'è l'altare della chiesa, e entrando alla fine è la prima cosa che ho visto davanti al crocifisso, e ho letto che sull'altare c'era la citazione del Vangelo che diceva: fate quello che vi dirà, essendo che comunque erano i primi giorni in cui iniziavamo a vivere qualcosa e non ero probabilmente ancora entrata appieno nell'esperienza.
ho iniziato, cioè ho pensato, ho pregato, forse poi anche dopo abbiamo avuto insieme un momento di preghiera davanti alla statua della Vergine, abbiamo pregato insieme un'Ave Maria e ho pregato, allora dimmi cosa devo fare, già che mi hai detto questa frase. Ed è stato bello perché arrivati poi a parlare col vescovo che ci ha accolto, ci ha servito, e la domanda che alla fine è uscita grazie a Francesco, ma in generale la cosa di cui abbiamo parlato è stata proprio cosa fare, ci ha proprio dato istruzioni pratiche su cosa fare lì. In quei giorni. Ecco, lui, magari Claudio, che hai imparato a conoscerlo proprio bene il vescovo, puoi raccontarci qualcosa di lui e poi sentiamo anche cosa dice Attilio di questo primo incontro che abbiamo avuto. Sì, dell'Obispo Arturo, intanto si può dire che conosce benissimo la realtà, le persone, le parrocchie, le comunità della diocesi, perché è proprio della diocesi di Santa Clara. Lui è nato a Placeta, un municipio grande, a 30 km da Santa Clara, quindi conosce la storia, il cammino della fede dei cubani e proprio della chiesa di Santa Clara. È una persona subito molto accogliente, infatti ha preparato le bibite, il caffè, passa a lui, quindi è una persona che si mette a servizio, una persona molto vicina alla realtà della Chiesa, alle persone, ai malati e poi anche con tutti i sacerdoti, le religiose. Può capitare, soprattutto nel passato, magari adesso un po' meno tempo, che lui chiamava in parrocchia e voleva parlare con i sacerdoti, soprattutto la domenica sera, notte, per capire come era andata la settimana, come era andata la domenica. Proprio questo dire la prossimità, la vicinanza di lui con i sacerdoti, i religiosi e religiose della sua diocesi. E poi è una persona vicina a Dio, con il cuore vicino a Dio e con il cuore vicino proprio alla realtà, alle persone, al popolo di Dio, ed è molto bravo anche poi nella catechesi, nella predicazione, tocca sempre gli argomenti giusti, quindi è molto bravo anche nel parlare, nel proporre, nel riflettere sulla parola di Dio. Quindi lì si vede benissimo dalle foto la sua accoglienza e anche la sua felicità per vedere questo gruppo di preti, di giovani della nostra diocesi, dall'Italia, che sono andati in visita alla missione e alla diocesi di Santa Clara. C'è qualcosa, Attilio, che ti ha colpito in particolare di Arturo, del vescovo? Sicuramente è una persona appassionata di quella che è la sua missione, la sua vita, è una persona al servizio e questo sicuramente è una cosa che penso ci abbia colpito subito. Un vescovo che ti ospita, ti serve da bere, ti passa in mano il bicchiere, è una cosa che neanche nei bar succede. E quindi questo molto, la passione, la capacità di mettersi a fianco delle persone, di saper stare vicino e di sapersi allineare con quella che può essere una persona. Noi arrivavamo comunque, erano ancora i primi giorni, magari eravamo un po' sballottati dal viaggio, dalle tantissime esperienze nuove che stavamo facendo in poco tempo, ed è stato bravo a entrare in sintonia e a mettersi a fianco nostro, e questa grossa disponibilità che ha dimostrato quando siamo andati in visita ha continuato poi a dimostrarla anche nei giorni seguenti, e tante volte si è fatto sentire magari con Mauri quando ci sono stati magari alcune difficoltà, alcune situazioni magari meno piacevoli, comunque era sempre curioso, interessato, disponibile, ed è qualcosa che personalmente mi ha molto colpito, perché immagino comunque una diocesi così grande che non fossimo le uniche persone. La diocesi, come diceva Claudio, come magari vi ricordate da trasmissioni precedenti, è una diocesi di 1,5 milioni di abitanti, e ci sono 25-30 preti, tante religiose e tanti laici che aiutano, sostengono e in alcuni casi mandano avanti proprio loro le comunità.
Mentre parlava Attilio mi veniva in mente proprio su suggestione di quello che Flavia ha detto, Arturo ci ha detto guardate, ascoltate e fatevi vicino alle persone, questi tre verbi, no? E abbiamo capito, come diceva Attilio adesso, che non le dice tanto per dirle queste cose, le vive anche lui, interessandosi e chiedendo. E quindi adesso arriviamo a un altro argomento che vogliamo trattare insieme, perché quando abbiamo deciso e poi abbiamo proposto le date di questo viaggio a Claudio, Claudio ha detto guardate è proprio un bel periodo perché c'è l'Esquelita di Verano, c'è la novena alla Weekend della Carità e anche la festa, no? E allora il prossimo, tra virgolette, argomento è l'Esquelita di Verano, questo grande appuntamento che io personalmente alle volte quando faccio catechismo, faccio un campo, devo avere chissà quali mezzi a disposizione, cose, e lì invece nella povertà, nella semplicità si dedica una settimana ai bambini. E allora come avete preparato, Claudio, con le persone che ti aiutano l'Esquelita di Verano, e che cos'è l'Esquelita di Verano? Sì, un po' come quando oggi nelle varie realtà parrocchiali, come quando si prepara e si propone ai bambini e ai ragazzi l'esperienza di quello che è il campo estivo. Sì, l'Esquelita di Verano è un piccolo oratorio campo estivo, che si inizia a preparare magari un mese e mezzo, 2 mesi prima con gli animatori, i catechisti più giovani. Si riunisce con loro, si parla del tema, il tema generale, il tema dei 5 giorni, perché l'Esquelita dura 5 giorni, si ci divide il lavoro, i servizi, si parla proprio anche del lavoro da fare con i bambini, con i ragazzi, nei lavori di gruppo. Quindi è una preparazione che viene da lontano, che inizia 1 mese, 2 mesi prima. È un piccolo campo estivo, dura 5 giorni, inizia dal lunedì, termina il venerdì. È un momento molto sentito dai bambini e dai ragazzi, non solo di Manacas, della parrocchia del pueblo di Manacas, ma poi di tutte le comunità, almeno quelle che rimangono sulla carretera centrale. Inizia alle 9 del mattino, quindi alle 9 del mattino si attendono l'arrivo dei bambini e dei ragazzi che arrivano con la wawa è una corriera che li raccoglie, che li porta. Si fa un po' di gioco all'inizio con loro, poi c'è il momento, un po' come quello sì, che i campi estivi qua, della proposta, guidati da un Vangelo. Quest'anno era il Vangelo del buon samaritano, quindi il tema sul samaritano, sul fatto dell'interessarsi, del prendersi cura degli altri e non essere persone indifferenti, egoiste, e mai dire non mi interessa, non mi importa degli altri, soprattutto delle persone più in difficoltà. E poi quindi il momento della proposta, il Vangelo, dopo si prosegue con il lavoro nei gruppi, divisi per fasce d'età, i più piccolini fino ai più grandi, quasi adolescenti. Poi c'è il momento sempre importante, certo, soprattutto a Cuba, perché è vero che poi tanti di loro molte volte non fanno la merenda al mattino perché non c'è la possibilità, le famiglie non possono, quindi il momento della merenda, che dura anche una mezz'oretta, poi si riprende, i vari gruppi spiegano in un'assemblea tutti insieme, condividono quello che hanno fatto nel gruppo, riprendendo il tema, no? Il tema della giornata, quest'anno lo ripeto al buon samaritano, e poi dopo si gioca ancora, si fanno tanti giochi insieme a loro contentissimi di ballare, saltare, poi sapete che i cubani su questo sono esperti, soprattutto nel ballo, e poi si fa ogni giorno si propone un canto diverso, e si termina quasi sempre ovviamente con la preghiera, ringraziando il Signore per quello che si è vissuto durante la giornata, e anche poi una preghiera a Maria che è la Virgen della Carità, anche perché l'Esquelita si celebra quasi poi entrando nella novena, nella preparazione della fiesta della Virgen della Carità, che è la patrona di Cuba, e si celebra l'8 di settembre. È stata anche, mi ricordo Attilio, forse il tuo primo contatto col mondo della missione, e forse anche per Flavia questa mattina, però il primo giorno forse sei venuto soltanto te, Atti, e non avevamo ancora ben chiara la situazione, no, di tutti questi bambini, perché
tanti di questi bimbi, come diceva Claudio, non soltanto non possono fare la colazione al mattino perché non ne hanno, ma addirittura vengono da distante, dovrebbero venire da così distante, penso alla comunità di Cascal, che Claudio anche organizza il trasporto, no? Per questi bambini, quindi con grande desiderio loro si spostano proprio perché non hanno questa possibilità. Questo tuo primo impatto, Attilio, con la missione L'Esquelita, perché Attilio ha questa passione per il lavoro con i bimbi, ce l'ha dimostrato tante volte, no? Ed era rimasto molto, molto incuriosito, mi pare. Sì, sicuramente sono stato colpito dalla cura, dei dettagli, dalla passione, dalla voglia di fare le cose, di farle bene e di stare insieme. Questa è una cosa che proprio si percepisce, e diciamo che il primo giorno soprattutto è stato un po' complicato entrare nei ritmi, soprattutto per la lingua, poi pian piano ci abbiamo preso un po' dimestichezza e davvero sono stato colpito dalla cura che gli animatori mettono nella realizzazione delle attività, che sia la merenda, che sia la riflessione, che sia il gioco, ma anche comunque dalla passione che ci mettono i ragazzi, che anche se sono piccoli, qualche bambino magari davvero delle scuole elementari, mi sono sembrati tutti con l'obiettivo di rendere questa settimana un bel momento, una bella esperienza. I bambini erano tanti, prima mentre Mauri parlava di povertà, io pensavo che in realtà forse l'Esquelita di Verano è il momento di maggior ricchezza che ho visto in 20 giorni, perché comunque c'è una ricchezza di gioventù, di tante persone, tanti ragazzi con qualcosa, con un obiettivo, con qualcosa a cui tengono, con qualcosa che vogliono realizzare, ed è qualcosa che non abbiamo visto poi, non abbiamo più visto negli altri giorni. È un po' questo contrasto con invece magari la rassegnazione, la svogliatezza, era significativo. Una sottolineatura che facevate, mi pare di ricordare, era anche sul risultato del gioco, o che se qualcuno perde poi non ne fa un dramma, accetta e si va avanti. E quindi anche questo è un piccolo semplice insegnamento, no? che abbiamo ricevuto. E poi volevo chiedere a Claudio, un po' impostando il prossimo argomento, le foto di alcune comunità, in particolare l'avete già vista, la foto di una persona, Macito, che purtroppo non c'è più e si sente la sua mancanza nella comunità di Copa. L'altro argomento è la condivisione della parola di Dio, no? Ti chiederei un attimino, Claudio, appunto come è impostato il lavoro, e poi magari a Flavia una sottolineatura sua sull'ascolto del Vangelo e della parola. Il primo servizio, al di là appunto magari delle messe dei poveri, della Caritas, del servizio più caritativo verso i poveri, bisognosi delle nostre comunità, è quello dell'andare noi, perché poi tante persone loro non riescono a spostarsi, quindi nelle comunità andiamo noi, e quando parliamo di noi è il noi della comunità cristiana, della Chiesa, vuol dire il prete, ma non solo il prete, perché poi la Chiesa è di tutti i battezzati, e nel noi ci sono i catechisti missionari, che sono i responsabili delle varie comunità. Andiamo, visitiamo queste comunità, che vuol dire visitare delle persone con i loro volti, i loro nomi, le loro storie, il loro cammino anche dentro la Chiesa, il cammino di fede, e con loro cos'è quello che si fa? La prima cosa è proprio l'annuncio, l'ascolto e l'annuncio. Insieme con loro si spezza, si condivide, che in spagnolo è questo verbo molto bello, che poi è il verbo anche della messa, dell'Eucarestia, compartire. Compartire è condividere con loro quella che forse è l'unica parola che ci può accompagnare, che ci riempie il cuore, è l'unica parola che dà senso alla nostra vita, che è la parola di Dio, quello che dicevi tu, no? La palabra di Dio, la parola di Dio. Condividere con loro l'ascolto della parola e riflettere
certo, il prete, il missionario fa la riflessione, fa l'annuncio, però anche ascoltare loro, quella parola che hanno ascoltato, cosa dice la loro vita in quel momento, con tante difficoltà anche che stanno affrontando, preoccupazioni, anche tante persone, il dolore che si portano dentro, tante famiglie separate, divise, anche perché tante persone sono andate via da Cuba. Quindi proprio il condividere, il compartire la parola di Dio, direi che è un po' il primo servizio, la prima missione. Poi dopo va bene il mangiare, la merenda, riempirsi sì, il corpo, la barriga che sarebbe la pancia, ma prima di tutto riempirsi il cuore, no? Lo spirito di una parola davvero nuova che possa illuminare la vita di tutti noi, quella nostra, dei missionari e soprattutto poi delle persone che ricevono, che ascoltano queste parole. Quindi questo è il primo servizio. Poi certo c'è la celebrazione dei sacramenti, celebrazione della messa in quasi tutte le comunità, soprattutto le più grandi. Pensate, ci sono più di 20 comunità e alle volte ripetere sempre l'ascolto in ogni comunità, no, del brano di Vangelo di riferimento, che è quello della domenica, può sembrare strano o può sembrare pesante, oppure può essere anche l'occasione per entrare dentro. Non so, Flavia, questa parola di Dio, no? Ascoltata, riascoltata, come è stato il tuo contatto, ecco, diciamo, con il Vangelo? Sicuramente il fatto del pesante, forse specie le prime settimane, l'ascoltare, cioè rimaneva un po', è sempre la stessa. In realtà poi, anche se ci dicevamo sì vabbè è sempre la stessa, a me piaceva come il fatto di entrare nelle comunità, che alla fine poi il fatto che comunque tutti partecipassero, non fosse solo il sacerdote che parlava, bene o male poi non era sempre la stessa, perché poi le persone si focalizzavano su cose diverse. E dal mio canto mi sono resa conto, forse non subito, ma andando avanti nelle settimane, come forse questo ascolto e riascolto mi possa essere stato utile poi per entrare, cioè mi è rimasto alla fine quella parola e poi nelle settimane mi è entrata sempre più dentro, possiamo dire. Non so. Il Vangelo fa un po' così, lavora dentro, è la parola di Dio che lavora, poi magari emerge nel momento che meno ce lo aspettiamo. Arriviamo all'ultimo punto che trattiamo insieme in questa trasmissione, no? Che è un po' l'incontro, la condivisione con il gruppo dei giovani e anche con i missionari. I giovani, su di loro magari Claudio ci dice una parola, perché è un momento a Cuba dove i giovani faticano molto e cercano, se possibile, di emigrare, diciamo, no? Sì, tante persone mi chiedono qua in Italia com'è la situazione a Cuba. Io sempre rispondo un paese che è lentamente in decadenza, sempre con più povertà, più poveri, più miseria anche, se volete, e più spopolato. Cuba sta perdendo forse anche la parte migliore, fra virgolette, o la parte più giovane, perché soprattutto ragazzi giovani, il loro sogno è quello di vivere il loro futuro in un altro paese, andare via da Cuba e tanti poi ci riescono. Quindi un paese Cuba, che poi Cuba vuol dire la nostra realtà, anche le nostre comunità, la Chiesa stessa rischia di rimanere senza la parte più giovane degli adolescenti, poi soprattutto dei giovani, di quelli che studiano all'università o hanno da poco iniziato un loro lavoro. E noi siamo dentro questa realtà cercando di accompagnare, di stare vicini a questi giovani che comunque sono ancora a Cuba, perché dei giovani ci sono ancora, e di accompagnarli, di condividere anche con loro la parola di Dio, di fare esperienza di comunità, di fraternità, perché qua in Italia anche, però anche giù a Cuba ci sono tanti anziani solo, ma anche tanti giovani che vivono poi in una dimensione di solitudine. Quindi
il fatto di ritrovarsi, a volte di provare i canti della messa, di fare l'incontro, di fare esperienze insieme, di preparare qualcosa che può essere della qualità di verano, tanti di loro magari sono anche gli animatori, catechisti, oppure di fare anche una salida che è un'uscita, no? Andare in spiaggia non è una cosa banale, è il fatto di stare insieme, di trovare dei tempi di fraternità perché ne hanno veramente bisogno. Una delle cose che sono state, che Claudio organizza, è per ogni comunità, per i bambini di ogni comunità, la possibilità di andare al mare, no? Di andare alla spiaggia. Per tanti di loro è l'unica possibilità durante l'anno di poter uscire, diciamo, dalla loro comunità, soprattutto se si tratta di una comunità di campo. Quindi è giusto quello che diceva Claudio, non è una cosa banale. Noi diciamo andiamo alla spiaggia, là diventa, non dico un sogno, però quasi, E, Flavia e Attilio, abbiamo visto le foto delle prove dei canti, abbiamo visto anche il piccolo filmato. Nelle foto c'è anche la foto di un incontro che abbiamo vissuto proprio appena prima di andare via, no? Con i giovani. È stato preceduto dall'incontro con Maria, che è una missionaria dalla quale abbiamo imparato tanto su Cuba e sulla sua situazione attuale. Sono due foto particolari, non so se riusciamo, è l'incontro con i giovani e subito dopo la foto sempre dell'incontro con i giovani ma quasi al buio perché chiaramente i blackout, che sono molti, ci hanno messo nella condizione, ecco, di vivere e di condividere anche quello che a Cuba si chiama un apagón, no? Così vi chiedo semplicemente che memoria avete dell'incontro con Maria intanto e poi anche dell'incontro con i ragazzi quella sera. Io personalmente l'incontro con Maria e in generale quella giornata lì è stata un po' ok, siamo stati 3 settimane, ma vediamo anche cosa c'è oltre, perché bene o male siamo stati 3 settimane, ma abbiamo sempre visto delle persone sorridenti, cioè per quanto fossero nelle difficoltà e per quanto bene o male, cioè, si vedesse la povertà, la mancanza di beni di prima necessità, comunque abbiamo sempre incontrato persone sorridenti, accoglienti, cioè mi ha tanto colpito anche l'accoglienza anche in condizioni di grande povertà. E quella giornata lì mi ha un po' aperto gli occhi anche su una componente più, forse possiamo dire, sociale, di mancanze di cui magari io non mi sono resa conto, perché per l'appagon, la mancanza di cibo, magari la incontravamo anche noi, un po' meno forse, però comunque le difficoltà della società noi comunque abbiamo vissuto solo 3 settimane, non le abbiamo incontrate. E sicuramente quindi questa è stata una prima parte. E l'incontro con i ragazzi anche mi ha fatto tanto piacere perché comunque l'abbiamo incontrati più volte nelle settimane. Abbiamo avuto con loro degli scambi sia appunto di gioco, di appunto andare al mare e chiacchierare anche proprio di discorsi tra i ragazzi, che è stato anche quello sicuramente molto piacevole. E lì c'è stato anche il passo oltre, cioè loro ci hanno raccontato più personalmente delle loro difficoltà. E questo secondo me, ovviamente, cioè quando poi si parla di difficoltà si crea un rapporto più vero, più sincero. E questo mi ha fatto piacere anche su quello. A te? Ma per quanto riguarda l'incontro con Maria, è stato significativo l'incontro con una persona di cui ho avuto, cioè, che mi ha dato tanta stima nei suoi confronti, una persona che ne ha viste di tutti, di ogni, e che continua a vivere per quello in cui crede e a lottare. E questo è stato veramente un grande esempio per me. E niente, sono tante le cose che ci ha raccontato che non conoscevo, non avrei pensato sulla storia di Cuba, sulla realtà di Cuba, su come è cambiata negli anni, da prima ancora della rivoluzione al giorno d'oggi. E sicuramente è una persona
come non ce ne sono tante, quindi questo è stato un incontro molto significativo. Con i giovani l'incontro dell'ultimo giorno, come diceva Flavia, è stato è stato significativo perché è stata per loro l'occasione di sfogarsi anche, raccontarsi, aprirsi veramente e magari parlare sul serio di quelle che sono le loro difficoltà, di quelli che possono essere i problemi della quotidianità di un ragazzo a Cuba oggi, e per questo è stato molto significativo. Io penso di essere partito alla fine con il desiderio di conoscere, di incontrare persone, e sicuramente quella è stata l'occasione più grande. Avere un confronto così sincero, così profondo con altri ragazzi grosso modo della mia età è stata una bellissima occasione. Forse sulle parole appunto di Attilio e di Flavia ci possiamo salutare, e ci possiamo salutare mettendo quella foto che avete visto da poco, è scattata nella chiesa di Manacas con il gruppo dei giovani così sorridenti, come diceva Flavia, no? Con loro abbiamo condiviso, e non so, adesso Attilio diceva sono partiti con il desiderio di incontrare e di conoscere. Credo che siamo ripartiti per tornare in Italia col desiderio anche un po' di ritornare in qualche modo, e con il desiderio di restituire tutto quello che abbiamo ricevuto. Io concludo questa prima puntata sulla missione di Cuba e sul viaggio missionario ringraziando insieme a loro tutte le persone che ci hanno aiutato, le persone che hanno raccolto i fondi che poi sono stati consegnati a Claudio, ringraziando le comunità di Santo Stefano del Ponte e di San Bartolomeo, poi le comunità della zona pastorale di San Perdicane le ringraziamo nella prossima puntata, e niente, vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione per scoprire ancora qualcosa in più di quello che è stato questo viaggio a Cuba nella missione della nostra diocesi. Un caro saluto, un arrivederci e a risentirci alla prossima settimana.